Buongiorno a tutti, benvenuti al trofeo Baskin dedicato agli amici scomparsi Billy e Luca. Questo torneo fortemente voluto dall'Energy Baskin per la ripartenza vede oggi in campo le squadre di Portogruaro, Tolmezzo e Pasiano. Tra non molto faremo la presentazione delle squadre. Grazie anche alla collaborazione con il Portogruaro che ha voluto patrocinare questo evento e al Rotary Club che è sempre presente nella nostra realtà per coadiuvarci, per aiutarci in questo progetto, per portare avanti i passi. A poco quindi con la partecipazione delle squadre che con la visione di questo torneo di Memorial Luca e Billy. Maria Billy e Luca, ma un volontario che segna il punto. dove? Io faccio uno, no? Non arrivo. Non è quel di Luca. Non so se vieni. Adesso vado a vedere. Allora, si sente anche da qua, se ciappa da qua, dovessimo fare. Questo è sempre acceso. Questo è sempre acceso. Eccoci, siamo prossimi alla presentazione delle squadre. Chi vi parla è Maurizio Moretto, farà anche lo speaker della manifestazione. In questo momento si stanno riscaldando le squadre del Pasiano e del Portogruaro, quindi Baskin Portogruaro e Crossover Pasiano. Siamo in attesa dell'arrivo anche della terza squadra che parteciperà a questo torneo dedicato a Billy e Luca, due ragazzi che hanno giocato qui nell'Energy Baskin e che purtroppo non ci sono più tra di noi, e abbiamo voluto ricordarli con questo primo torneo della ripartenza, il torneo per ricominciare, per rimettere in moto tutte queste leve energie, non solo fisiche ma emotive, che accompagnano questo gioco del basking. Gioco del basking che, come potrete già vedere, come potrete vedere in seguito, potete già osservare, accomuna nell'intento di partecipare allo stesso gioco atleti con diverse abilità. Ci sono delle zone di campo vicino al centro del campo protette con dei canestri più piccoli, alti 2,20 m e 1,10 m, che servono appunto per quei ragazzi che non hanno la capacità di correre.
Gli altri due canestri, quelli che si usano nel basket regolare, invece servono per altri ruoli che hanno capacità di correre e controllo della palla anche in corsa. Naturalmente poi più avanti faremo, durante la telecronaca della partita, daremo qualche accenno alle regole anche per chi è meno addentro a questo gioco. A presto dunque per l'inizio e per la presentazione delle squadre.
Dime, pagina Facebook. Sì, in diretta sulla web TV della Pallacanestro Portogruaro, il link sulla nostra pagina Facebook. Eccoci pronti per la presentazione delle squadre. Ricordo che questa azione si può anche osservare sulla pagina web, sulla web TV, pagina Facebook della Energy Basket Maschili Portogruaro. Spero che arrivi chiara la voce. Intanto di nuovo un buongiorno a tutti quanti. Vorrei subito dal pubblico presente applauso per queste squadre. Prima di passare alla presentazione dei giocatori delle squadre, vorrei qui con me un testimonial di questo sport, un grande campione, Bruno Cerella. Obiettivo italiano. E qui con noi perché la sua Slam Dunk è assolutamente presente nel panorama mondiale della pallacanestro per aiutare e supportare tutto ciò che è di solidarietà nel mondo dello sport. Ma voglio che sia lui a parlarvene. Passo il microfono al grande Bruno Cerella. Seguono lo sport, perché alla fine
Quindi auguriamo migliori fortune sportive a Bruno e soprattutto speriamo che Baskin e Slam Dunk Academy possano andare in un connubio futuro. Grazie a te, grazie Bruno per essere presente con noi per la durata del torneo. E ora passiamo alla presentazione delle squadre, queste squadre di campioni del basket che oggi qui con noi abbiamo il Crossover Pasiano. Presento ora la squadra del Crossover Pasiano con numero 53 Mirandola Enrico, numero 52 Fiorana Alessio, il numero 54 Sist Luca, numero 42 Mohamed Ivy, 41 Corosso Alberto, numero 44 Quartarotto Riccardo, numero 45 Rossi Sergio, numero 43 Martin Maria Grazia, numero 35 Mongiato Loris, numero 25 Lorenzo Luca, numero 22 Boccalon Roberta, numero 24 Tosca Belli e numero 55 Lord Jacopo. Ora passiamo alla presentazione dell'altra squadra ospite, Baskin Tolmezzo, che presenta col numero 55 Tosoni Luca, grande allenatore, 54 Aiello Alessandro, 52 Monte Camilla, 44 Adoni Sara, 42 Beatrice Alessandro, 35 il Prato Luni, 34 Penalti Giulio e 26 Piazza Federico. Dopo queste due simpaticissime squadre passiamo alla squadra di casa. Iniziamo anche qua dai ruoli 5 che chiameremo solo per nome. Ruolo 52 Aurora, ruolo 51 Giuseppe, numero 53 Giancarlo e numero 56 Alberto. A ruolo 4 abbiamo il 41 Chiara Bertone, 44 Elia, 42 Monica, 46 Claudio, e abbiamo il 3 dove troviamo 37 Edoardo Marchi, 36 Ugo Bonici, 32 Alberto, 33
21 Nico Cadasco, al numero 22 Marco Ressini, numero 26 Alberto Zella, numero 23 Alberto Giuri. Attenzione, che sono i numeri 1, i nostri numeri 1, al numero 11 Giulia e al numero 12 un super applauso per il nostro Chris. Ok, adesso proviamo a metterci tutti molto vicini, richiamiamo qui uno per una foto di gruppo. Brucerella, se può venire qui con noi per una foto di gruppo. Ecco qua, ci stringiamo, mettiamoci assolutamente tutti più vicini. Mi raccomando, una cosa importante, il drone che vedete volare sopra la nostra testa sta facendo riprese, mi raccomando non colpirlo col pallone perché altrimenti qualcuno potrebbe arrabbiarsi. Un applauso per le squadre campionissimi del basket che oggi nella memoria di Billy e di Luca vogliamo assolutamente ripartire. Allora, la prima partita sarà fra il crossover Pasiano e l'Energy Portogruaro. Sono già fatto lo schieramento, fra pochissimi minuti inizierà la partita con il nostro arbitro ufficiale, per il quale chiedo un grosso applauso, nostro amico Alessandro Polli. Cercheremo naturalmente durante la partita anche di darvi qualche indicazione sul regolamento di questo sport che per forza di cose, siccome vuole portare in campo nell'inclusività totale, rappresenta appunto questo sport, una complessità di regole molto alta e forse non a tutti comprensibile. Comunque vi ricordo che qui in questo sport il numero di maglia rappresenta, il primo numero rappresenta il ruolo del giocatore, mentre il numero successivo rappresenta l'ordine cronologico della scelta di quel giocatore. Quindi il numero 42 è esattamente un ruolo 4 con il numero 2. I ruoli 1 e 2 giocano all'interno di questa area protetta, sono chiamati pivot, okay? E hanno la possibilità di giocare la palla solo quando il ruolo 3, 4 o 5, che giocano nella parte esterna del campo, scusate, nella parte interna, ma senza entrare nelle aree, entrano appositamente nell'area per consegnare la palla. E in questo caso il giocatore che è all'interno dell'area protetta avrà 10 secondi o 7 secondi, secondo naturalmente del proprio ruolo, per poter eseguire il tiro. L'arbitro conterà i secondi. Importante sapere questa regola perché potreste vedere una situazione nella quale, se il tempo scade, l'atleta non può effettuare il tiro. Sembra una cosa assurda, però siccome il regolamento è assolutamente inclusivo e vuole far partecipare tutti con delle regole, anche per i ruoli 1 e 2 ci sono queste regole. Per quanto restrittive ci sono e vanno rispettate. Bene, le squadre sono in campo, buon basket a tutti.
Da questo microfono. Eccoci qua, abbiamo ripreso la diretta in web TV e qui accanto a me abbiamo il nostro ospite Bruno Cerella, al quale chiediamo un commento su questa manifestazione, sul valore di questa manifestazione. Di sicuro la cosa che mi piace di questo sport del basket è l'inclusione che c'è e tutta la promozione di valori che gira intorno, perché so bene quanto per alcuni di questi ragazzi sia difficile trovare una giusta situazione per fare sport, divertirsi, competere e superare gli stessi limiti e questa è una bellissima opportunità dove si vede che anche tantissime famiglie li seguono e regala grandi emozioni, no? Perché alla fine lo sport è questo, è condivisione, è allegria, è provare a portare avanti obiettivi di squadra lasciando il qualcosa di personale, quindi è bellissimo, mi piace tanto e già 10 anni fa avevo seguito una squadra di Milano dove ho imparato un po' le regole, anche se è veramente difficile, sono cambiate come mi dicevano oggi ed è molto bello, mi fa molto piacere essere presente e mi auguro poter venire ancora a trovare i ragazzi e magari fare un'esperienza insieme in campo. Bruno, sarebbe super se potessimo averti in campo, non so, scegli tu il ruolo. ecco, sì. Abbiamo potuto vedere già due bellissime azioni sia da parte del Pasiano che da parte del Portogruaro, dell'Energy. Possiamo vedere che i numeri 5 giocano praticamente a una pallacanestro normale, nel senso la pallacanestro, no? Mentre il regolamento che bisogna rispettare per i ruoli 4 e i ruoli 3 è leggermente diverso, in quanto concede quello che nella pallacanestro normalmente sono le infrazioni, ma qua non sono considerate, perché un ruolo 3 può fare tranquillamente doppia, può fare tranquillamente passi, ok? Perché gli si concede dopo 2 palleggi, al 3 gli si concede tranquillamente di poter camminare con la palla in mano. Questo perché probabilmente anzi senza probabilmente, perché c'è appunto l'idea di poter far giocare in questo ruolo anche atleti che non hanno, esatto, che non hanno tutte le abilità, hanno abilità completamente diverse. Intanto la partita è entrata nel vivo, punteggio di 4-2 per la squadra del Pasiano e abbiamo Giulia per i suoi tentativi di tiro. Sono 2 chiamati dall'arbitro, vediamo il primo tentativo, peccato, è mancato un pochissimo. Vediamo l'arbitro che sta contando i secondi. Peccato, anche questo non è andato, ma veramente di poco. Brava Giulia. Si sono rimessa per il Pasiano. Vediamo l'arbitro che comunica al tavolo. Numero 44 ha commesso un fallo e quindi la rimessa sarà per la squadra del Pasiano in maglia verde. La squadra verde ora, il Pasiano sta cercando di entrare nell'area, però vediamo che l'arbitro fischia un'entrata non regolamentare.
Altro tentativo per Giulia. C'è andata vicinissima. Noi che la conosciamo sappiamo quanto precisa sia oggi, forse l'emozione. E intanto Pasiano, che conduce sempre per 4-2, si porta sul 6-2 con questo canestro del numero 54 Sist Luca. Contesa fra i due numeri 50, numero 52, ecco, Aurora che vince questa contesa, il nostro numero 5. E attenzione, attenzione, perché Elia mette a segno altri 2 punti per la squadra del Portogruaro, che e questo, signori, vale 3 punti. Canestro del numero 3 su canestro grande vale 3 punti. Vediamo l'attacco ancora del nostro Daniele, che bomba! Signori, il bomber Daniele Berton, detto bomber. Che adesso cerca anche di difendere. Vediamo un buon rimbalzo di Giancarlo, che però non la prende, il numero 43 del Pasiano. Maria Grazia, che ha cercato di realizzare. Sist porta la palla per numero 22. Canestro di Luca Sist. Ricordiamo che i numeri 5 possono fare 3 tentativi di tiro per ogni tempo, che vengono naturalmente segnalati a referto, ed è già, infatti vedete che il coach Enrico sta cambiando il numero 54, in quanto ha già segnato, ha già fatto i suoi 3 tiri, quindi lo sostituisce. E abbiamo il numero 35 Loris, che tenta il tiro e di nuovo canestro. Bravo Bruno. Fallo sempre di Loris ai danni di Daniele, che avrà tiri liberi. Time out per richiesto da una delle due squadre. Non abbiamo visto chi abbia richiesto time out. Comunque in questa situazione c'è un minuto di sospensione del gioco.
Approfittiamo ancora di questo minuto di sospensione per fare ancora due chiacchiere con Bruno Cerella. Ricordiamo quest'anno in forza alla Reyer, squadra che ha vinto negli ultimi anni due titoli, giustamente negli ultimi 5 anni mi sembra di ricordare che ha vinto 2 titoli italiani, 2 campionati italiani, un campionato, una Coppa Italia e una Coppa Europea. Come ti trovi a Venezia? Mi trovo benissimo, anche se quest'anno abbiamo avuto un inizio abbastanza difficile, visto l'inserimento di 6 o 7 nuovi giocatori in un sistema complesso come il nostro, con tanti giocatori non è facile amalgamarsi subito. Purtroppo questo ha fatto sì che non ci accompagnassero i risultati e stiamo crescendo, però non siamo ancora costanti magari e solidi come vorremmo. Ecco. La squadra c'è, ci divertiamo, il gruppo è bello, belle persone e soprattutto vivere un'esperienza di vita come giocare basket in una città come Venezia è qualcosa di speciale, magnifico. Dove abiti? Io abito vicino Mestre, Carpenedo. Sto bene, è carino, ma soprattutto le persone sono super accoglienti e un ambiente familiare. Ti fanno sentire a casa, praticamente ti senti a casa. Sì, mi manca un po' lo spagnolo e la grigliata argentina, ma mi fanno sentire a casa. Sulla grigliata argentina posso dirti che sono un grande stimatore perché mi piace tantissimo e quando trovo ristoranti qua in Italia o trattorie che fanno argentino mi ci tuffo perché mi piace veramente molto. E nostalgia della tua Argentina? Mancano sicuramente gli affetti, quindi la famiglia, le radici, gli amici d'infanzia, però per il resto no, perché mi trovo molto bene, sono in Italia da che ho 18 anni e ho costruito la mia vita qui, sono felice di questo. Noi siamo sicuramente felici di averti avuto qua oggi perché abbiamo unito l'emozione nel guardare questo meraviglioso sport all'emozione di avere uno come te che ha sicuramente oltre che ha avuto tanti successi sportivi anche la fortuna di avere nel cuore questo interesse per il mondo inclusivo della pallacanestro, soprattutto grazie alla tua associazione, il fatto che fai di tutto perché lo sport, nel senso più ampio del termine, possa essere divulgato nel mondo. Grazie, le stesse parole riguardano a voi, organizzatori di tutti questi eventi e persone che portate avanti queste società. In uno sport giovane come il basket sicuramente più difficile da organizzare dal punto di vista logistico riguardo a una normale squadra di pallacanestro, no? Quindi complimenti perché è bellissimo vedere quante famiglie si avvicinano, quanti ragazzi hanno delle nuove opportunità nella loro vita e penso che questo è proprio il valore dello sport che vogliamo vedere ogni giorno. Bruno, noi ti ringraziamo, siamo stati veramente felici di averti qua e ci auguriamo soprattutto che in una prossima occasione, in un prossimo torneo, di rivederti e riabbracciarti in questo abbraccio nel quale coinvolgo tutte queste 3 squadre che sono presenti oggi qua. Grazie ancora. Grazie, mi auguro che il prossimo torneo facciamo un doppio tesseramento così vengo a giocare anch'io. Assolutamente, considero già fatto. Grazie ancora, un saluto a Bruno Cerella e riprendiamo un po' la cronaca di questa partita che a 1 minuto e 35 dalla fine del primo tempo vede nettamente avanti la squadra del Pasiano e ora sono entrati in campo per l'Energy
anche Alberto Farlin, Giuseppe Castello, Edoardo, che sicuramente stanno spingendo questa squadra. Attenzione che vedete è entrato il numero 50, il numero 51 55, scusate, è entrato nell'area. Ancora un saluto a Bruno e in bocca al lupo per tutto. Canestro, quindi in questo momento qua la situazione è di 17-9 sempre per la squadra del Pasiano, che con il super numero 35 Monjat Loris, che ha fatto un bel po' di punti oggi, un numero 35 veramente molto forte. E vediamo Alberto Forlin, Elia, e canestro meraviglioso di Chiara Berton, che emula le gesta del fratello Daniele e quindi riporta in linea di galleggiamento la squadra portoghese, che si trova ora sotto di punti a 49 secondi dalla fine. Siamo arrivati ormai a 49 secondi dalla fine del quarto, dopo questo canestro di Chiara Berton che riporta la situazione sull'11 a 17, partita ancora apertissima. Altro time out nel quale approfittiamo per salutare ancora una volta il nostro super campione, super ospite Bruno Cerella, che ci ha accompagnato in questa avventura, in questo torneo della ripartenza intitolato a Billy e Luca. Stiamo per osservare gli ultimi 49 secondi di questo scoppiettante primo quarto, nel quale il numero 35 del Pasiano Loris ha fatto esattamente quello che ha voluto. Le squadre ora sono più equilibrate, stanno fronteggiando in ogni angolo del campo, vedete come cercano di proteggere sia l'area piccola. canestro tra il numero 55 Jacopo Mion, Alberto Forlin che prova una tripla, non va, mentre Edoardo sta chiacchierando con il pubblico. Questa la Roberta piazza 3 punti nell'angolino, non c'è purtroppo questo tiro, finisce 22-11 questo primo tempo tra le squadre di Pasiano, Crossover Pasiano, Energy Baschi Portogallo. Ricordo che per chi volesse approfittare abbiamo un piccolo punto ristoro proprio all'ingresso. Abbiamo allestito un piccolo punto di ristoro con bevande e qualche snack. I numeri 2 che sono in questo momento all'interno delle aree protette vengono contraddistinti con 2 sigle, 2R e 2T, che hanno
abilità diverse. Ovviamente anche per loro il regolamento è diverso, nel senso che il giocatore con il ruolo 2R diciamo ha solo 7 secondi per tirare, mentre il 2T vengono concessi 10 come al numero 1. Oh, canestro di Claudio Frivali, la nostra colonna portante delle energie, è un ragazzo che è sempre presente qui durante gli allenamenti, è la nostra colonna. È giusta questa realizzazione, attenzione al numero 24 del Casiano, Toscaveli ha realizzato subito altri 2 punti, tirate 3 punti. Alberto consegna subito la palla al suo omonimo, Alberto che ora prende la palla e la può rigiocare. Abbiamo rimessa ora per la squadra del Pasiano. Numero 54 del Pasiano che va a canestro. Luca assist. Tentativo di attenzione, Edoardo, canestro, 3 punti per il nostro Edoardo. Ecco Chiara che va per un tentativo di canestro e rimettono la squadra del Pasiano, rimette in condizioni il numero 24 Toscaveli per un nuovo tiro, ma vediamo che è stata commessa probabilmente un'infrazione di invasione, quindi la palla ripassa alla squadra dell'Energy con Alberto Forlin che va per un canestro e fallo, quindi valgono i 2 punti, avrà un tiro libero supplementare. Canestro. Alberto, ex giocatore della squadra di Serie D dell'Energy Portogruaro, presente anche nella squadra di Serie C, quest'anno in forza al CUS Padova. Ed ecco, siamo di nuovo per rimettere il numero 24 Toscavelli del Pasiano in condizione di effettuare il suo tiro. Peccato perché in questo caso non è riuscito a concludere. Claudio Stival, 2 punti. Mion in palleggio, rimette di nuovo Loris in condizione di fare canestro, ma questa volta incredibile l'errore. Peccato perché è un cecchino implacabile. E Alberto Forlin subisce ancora fallo.
vincerla proprio. Alberto Paoli che porta il risultato sul 24-26, quindi la squadra molto brava per riportarlo. Abbiamo un piccolo trattore che sta scendendo da quest'area. Il proprietario ha pregato di utilizzarlo. Piccolo trattore che si mentre la partita finale abbiamo Edoardo e Claudio in azione per la ricerca di un uomo intanto approfitto anche per ringraziare qua, chiedo al pubblico un applauso per il nostro dottore presente, dottor Fabrizio. Grazie dottore per la presenza qui con noi oggi, per la sua gentilissima disponibilità. Ecco, Alberto che ha di nuovo il suo compagno di squadra numero 26, Alberto Musella Perugino, anche questo giro niente da fare. Peccato, andiamo andare qui intanto. Vicino la palla sulla verde perché non si poteva prendere questo puntaggio esterno all'area di quindi la palla ripassa al Masiano che a 4 minuti dalla fine ha visto sfumare il proprio vantaggio, ma di nuovo Loris, attenzione, peccato, altra opportunità e questa volta il di Masiano. Per la palla, ma subito pronta difesa. Tentativo di nuovo di Loris che ora la passa al numero 52 del Masiano. Giovanni e via. Errore al tiro, ma attenzione. Di nuovo altra possibilità per il numero 24 del Masiano.
Luca. Attenzione, il tentativo di lancio angolato. Elia. Ci riporta avanti di 2 punti l'Energy. Sicuro possiamo però un po' variando negli ultimi minuti, la sua fatica si fa sentire anche per lui e lo guarda, poi avanza con propri tanti palletti. Conosciamo gli applausi per questa azione del nostro numero 37, ma il fatto contropiede del Posiano sbaglia purtroppo. Dopo l'errore di Maria Grazia al tiro che non permette alla sua squadra di riagganciare Portogalese. E allora c'è un cambio del numero 21 Mirko lo vediamo comodamente appoggiato però canestro, una posizione assolutamente comoda e confortevole, nell'attesa che un compagno porti la palla all'interno della rete. Ecco che si sono stati sistemati tutti i cartellini sul sostegno del canestro. Elia va per 2 punti e porta avanti ancora a 1 minuto dalla fine la squadra portoghese per lo score 24, difende fortissimo per evitare ogni intrusione in aria, ma Maria Grazia ce la fa e concede un tiro per la nostra numero 21. Roberta, errore purtroppo, ma palla passa a 36 secondi alla fine. La squadra potrebbe anche mantenere il controllo della palla fino alla fine, ma non gli basta. Vogliono per forza fare resto, bravissimi, peccato, rimessa, Beppe Castello, non trova lo spazio, ruba la palla il numero 52 Chioran che propone un nuovo attacco. Fallo del 51, quindi 2 tiri liberi ed è costretto, ma è una questione di vantaggio in questo caso qua. Per vincere sarebbero necessari più di 2 punti concessi. Vediamo cosa succederà dopo l'esecuzione del secondo tiro libero. Vaglia il primo. Vai il secondo, pochi secondi alla fine, 6, 5, 3, 2, tempo in questo caso si ferma, ma termina il tempo, però c'è la possibilità del tiro, canestro, ma non bastano per pareggiare.
quindi vince la prima partita la squadra dell'Energy Portogruaro, e una sfida veramente all'ultimo sangue, si può dire, con Pasiano, bravissime entrambe le squadre, e ci apprestiamo tra un po' a seguire l'entrata in campo degli amici di Tormezzo. Nell'organizzazione di questo torneo, ma di tutta l'attività del Basking Energy Portogruaro, è sempre presente l'associazione del Rotary Club, che vorrei che potessimo ringraziare con un applauso questa associazione. Grazie a Rotary per tutto quello che sta facendo per noi e soprattutto per questi ragazzi, Luca, volevo chiederti, le 4 stagioni Eccoci ora al secondo match, che vede la partecipazione della squadra di Tolmezzo con il numero 26 in piazza, il numero 4 Beazzi, il numero 35 De Prato, 42 De Grignis, 44 Candoni, 52 De Monte, 54 Aiello e 55 Trusoni, che abbiamo avuto il piacere di vedere anche nella fase di arbitraggio della partita precedente. Ale, chi gioca adesso? Quindi la prossima partita vedrà in campo le compagini di Tolmezzo e del crossover Pasiano. Quindi maschi di Tolmezzo contro crossover Pasiano. Serve una di quelle robe che tengono da prima, serve ancora questo? Sì, ma mi serve un attimo per poter ricordarsi. Su una del bordo per questa è quella del mezzo che serviva, ma io così so che se no mi prima ho detto che no ho visto che io Ti serve quella del quarto. Facciamo una pausa esistenziale. Prendo una pausa esistenziale. Allora abbiamo qui con noi un giovane giocatore che si chiama
bellissimi e quindi a voi però dovete comportarvi bene, se no niente pizza. Oh, bravo! Quindi Niente pizza se non si comportano bene. al basket. Un applauso. Bravo, bravo. E un applauso a mio papà. Un applauso a mio papà. Vai che devi andare a giocare, ti vogliono. Un grande applauso per Filippo. Filippo ha voluto ringraziare tutto il suo pubblico, i genitori. È sempre bellissimo vedere come ci sia questo grande attaccamento di tutti i giocatori per questo grande sport. Diventato nel 2001, ha avuto inizio la prima esperienza a Cremona nel 2001 e poi in seguito nel 2006 è diventato una vera e propria associazione per la diffusione di questo sport inclusivo in tutta Italia e soprattutto in tutto il mondo. Ora stiamo per assistere alla seconda partita di Pasiano Tolmezzo, le due squadre ospiti di questo torneo qua, intitolato a Billy e Luca, due ragazzi che hanno giocato a baskin nella loro vita terrena e che sicuramente ci staranno osservando in questo momento dalla loro vita, dalla loro seconda vita. Io credo che il basking abbia dato a questi ragazzi tantissimo, ma soprattutto loro hanno dato tantissimo a noi. Questo è una cosa che ci porteremo sempre nel cuore, e l'impegno che tutti questi ragazzi ruolo per ruolo danno è sintomatico di come si voglia superare le difficoltà della vita per poi poter crescere sia come persone e poi soprattutto anche come gruppo, perché durante gli allenamenti è bellissimo vedere come questi ragazzi con diverse abilità riescano a fare gruppo, si vogliano bene e soprattutto si aiutino reciprocamente. Avvicinarsi a questo sport è una cosa necessaria che reputo importantissima per tutti coloro che vogliono capire veramente che cosa significa la parola inclusione, spesso usata in maniera superficiale senza avere una precisa connotazione. Questo è un termine che anche nelle scuole in questo momento viene usato tantissimo per fare ovviamente all'interno dell'educazione, del sistema educativo, un movimento che possa avvicinare tutte le persone al vivere insieme, al vivere le esperienze insieme. E le scuole in prima battuta, ma tutte le associazioni del territorio qui a Portogruaro si stanno adoperando perché affinché il baskin possa crescere, possa aumentare nei numeri e soprattutto nello sviluppo di questo sport, perché attorno a questo sport non ci sono solo i giocatori, ma c'è tutto il sistema, gli allenatori, gli organizzatori, coloro che si occupano anche della raffertazione medica di questi atleti, perché per ogni atleta ci vuole un certificato medico sportivo ad hoc.
e quindi molte persone che collaborino affinché questo possa continuare e possa svilupparsi in maniera positiva. I genitori soprattutto che accompagnano i ragazzi durante la partecipazione, li assistono, li incitano, li supportano, sono fondamentali affinché il baskin a Portogruaro e comunque in tutta Italia possa continuare a crescere. E siamo pronti per la seconda partita, quella fra Pasiano e Tolmezzo, e siamo alla palla 2. Palla 2 con possesso del Pasiano, che però non riesce a mantenere il vantaggio, e ora c'è il Tolmezzo che avanza. Purtroppo il tempo non è partito, quindi l'arbitro farà ricominciare la partita. Anzi no, teniamo una stima, una decina, 20 secondi circa. E siamo pronti a ripartire. Tentativo di portare la palla all'interno dell'area. Ora giocatore del Pasiano, numero 25, Luca. Purtroppo non c'è canestro. Rimessa ora per il Tolmezzo col numero 54 Aiello. Ora abbiamo la numero 52 De Monte Camilla, ed ecco il cecchino, il nostro cecchino che tenta un canestro più facile, 2 punti, ma non va. Camilla a canestro, sbaglia, purtroppo errore, ma riparte di nuovo il Tolmezzo e Camilla va a portare la palla al proprio compagno Federico. Peccato, bravo Federico. Segna numero 54 del Pasiano, Sist Luca, uno dei migliori marcatori della sua squadra nella sfida con Portogruaro. Ora di nuovo bello canestro, grande Federico. Federico, 2 punti per la sua squadra. Abbiamo visto una difesa illegale, un numero 5 non può difendere su un 4, quindi adesso ci saranno tiri liberi per il numero 41 Alberto. Difesa illegale, quindi 2 tiri liberi e possesso della palla. 2 tiri liberi, il secondo viene realizzato e ora Pasiano avrà anche possesso della palla.
E Tolmezzo con numero 54 Aiello. Alessandro porta 2 punti per la propria squadra. E ora il numero 41, peccato, nostro Alberto. Camilla di nuovo per Federico, Federico altra opportunità. Ecco Giulio, fa i 2 palleggi necessari, ma Loris gli strappa la palla con buona intensità e Enrico rimette in azione il suo numero 25 Luca. Peccato, ma si riparte di nuovo con attenzione, e 35 nostro Loris Mongiate recupera di nuovo la palla Pasiano. Ancora Loris. Loris che porta la palla. Attenzione 41 Alberto ha portato la palla al numero 25 Luca. Attacco ora per il Tolmezzo. Camilla cerca di avvicinarsi al canestro difeso dal Pasiano. Ora c'è Alessandro Agliello, ancora Camilla per un tiro da 3 che non va, ma prende rimbalzo Sara Candoni, ha preso il rimbalzo, ha provato a tirare, non c'è stato canestro. L'azione continua ora con l'arbitro che comunica alle squadre che ci sarà una rimessa per il Pasiano, che lancia, Enrico lancia Maria Grazia per un buon tiro, potrebbe anche tirare ma scivolata di Luca, assist per un recupero che non riesce. E di nuovo Camilla che innesca Federico. Rimbalzo di Luca su errore di Sara Candoni. Ecco Luca che va a riportare la palla per l'altro Luca, Novarlic, si appresta al tiro e solo rete per Luka Norcic, solo rete, punteggio che ora è di 11-4 e Sara al secondo tentativo trova la retina per riportare a meno 5 la sua squadra.
E abbiamo la palla sul tabellone. Ci vorrebbe un saltatore, oppure ecco Leonardo che con un colpo da biliardo stacca la palla dal tabellone, si può riniziare a giocare. Abbiamo assistito a un'azione durante la quale un numero 5 maschio ha cercato di ostacolare il tiro di un numero 5 femmina. In questo caso qui il regolamento prevede l'impossibilità da parte del giocatore maschio di difendere con le mani alte. Può difendere ma senza tentare di ostacolare il tiro, mentre questa differenza non c'è negli altri ruoli. Oh, attenzione, numero 34 Giulio aveva tentato un tiro ben innescato dal suo compagno. Difesa illegale perché la distanza fra il giocatore che doveva ricevere la palla era minore di 1 metro, per cui difesa illegale di un numero 5 su un numero 3. Gli arbitri si stanno spiegando con i giocatori affinché tutto rimanga sempre nell'ottica di un fair play sportivo che contrassegna assolutamente questo tipo di gioco, un elemento distintivo che vuole portare il baskin nell'Olimpo degli sport inclusivi. E abbiamo così Loris che si appresta per 2 tiri liberi. Non va il primo, avrà Loris un altro tentativo. Non va, però c'è possesso della palla. Sono 3 tiri liberi, eccolo qua. Quindi adesso avranno possesso della palla ancora la squadra verde dopo la difesa illegale. Ci stiamo avvicinando intanto alla fine di questo primo tempo, mentre Sara si avvicina a canestro, purtroppo non va, ma rimbalzo del numero 42 Alessandro. ...45 secondi alla fine. Fallo commesso dalla compagine del Pasiano sulla numero 44 Sara Candoni, che avrà 2 tiri liberi. Salutiamo e ringraziamo anche la nostra fotografa ufficiale Giordana Geromin. Grazie Giordana per tutte le foto che farai apparire sul nostro sito Facebook, sulla nostra pagina Facebook appariranno tutte le foto che Giordana sta facendo di questa meravigliosa giornata di baskin. Peccato, ottimo tentativo con finta di tiro, purtroppo non è andato a segno. 11-7 sempre, 30 secondi alla fine, canestro del numero 42.
13 secondi. Maria Grazia al tiro non va, ultimi secondi per un tentativo, ma viene recuperata la palla ed ecco che va all'interno dell'area. Mion Jacopo va all'interno dell'area per portare la palla a Luka Novarlic, che nonostante il tempo sia scaduto può effettuare il suo tiro. Purtroppo non va. Si conclude il primo tempo col punteggio di 11-9 e fra un attimo, dopo il cambio di campo, inizieremo con il secondo tempo.
La partita si sta animando, ora il punteggio di 27-20 per il Pasiano che tenta un tiro da 3. Tiro da 3, numero 55, Mion, porta a 23 la squadra di Pasiano. Maria Grazia ci ha preso gusto e mette un altri 2 punti. Vediamo se il punteggio è stato rimesso a posto, perché in questo momento qua segna 27-20. Adesso è stato rimesso 35 per la squadra di Pasiano, chiediamo conferma se il punteggio è corretto. In realtà non riusciamo a capire se il punteggio è il punteggio reale, perché ci sono stati dei cambiamenti, probabilmente anche forse un cattivo funzionamento del tabellone. Vediamo che ora stanno riassegnando i punti e nel frattempo qui con noi il responsabile del mini basket Andrea Garbin, che da esperto della pallacanestro ci farà un piccolo commento su quello che sta vedendo qui all'interno del Palasport di Via Lovisa in questo momento fra queste squadre del Tolmezzo e del Pasiano. Buongiorno a tutti. Beh, sicuramente è una bellissima immagine di sport e devo dire che ci stanno dando dentro parecchio i ragazzi ed è una bellissima partita da vedere. Consiglio a tutti quanti di venire a vedere una partita di baschina almeno una volta nella vita. Luca Tosoni. Nel frattempo la partita è arrivata a 40 secondi alla fine, 32-30. Attenzione! 3 punti per il numero 34 del Tolmezzo. Punteggio in bilico. Attenzione, numero 24, Toscaveli. Rimbalzo, finisce la partita. Purtroppo per il Pasiano, dobbiamo dire, ci spiace vedere la squadra del Pasiano che in questo modo ha perso questa partita dopo averla a lungo condotta, però meritano non un applauso, un super applauso questi ragazzi che hanno veramente dato tutto in campo, pur perdendo sono riusciti veramente a dare una grandissima immagine di sport. E ora ci apprestiamo a vedere l'ultima partita fra il Tolmezzo e il Portogruaro. Ci sarà un piccolo break, dopodiché vedremo la prossima partita fra Tolmezzo e Portogruaro. L'Energy Baschi in Portogruaro si sta schierando.
e tra pochissimo inizierà la terza partita di questo torneo, che ricordiamo è stato fortemente voluto dal gruppo Energy, dal Rotary Club di Portogruaro e dall'amministrazione comunale che ha dato il patrocinio per questa giornata di ripartenza, per questa giornata di basking qui a Portogruaro, dove le tre squadre, Tolmezzo, Pasiano e Energy Basking Portogruaro, stanno dando vita a questo spettacolare torneo di basking. Serve quello al poco.
Ed eccoci a gara 3, dove Tolmezzo e Portogruaro si giocano il primo posto in questo torneo di basket dedicato a Billy e Luca. Attenzione, perché ora le squadre stanno per iniziare la partita. Vediamo. Vediamo in campo schierata con la maglia bianca la squadra del Tolmezzo, maglia scura l'Energy Portogruaro, Energy Baskin Portogruaro. Aurora Alberto decide di portare la palla al nostro numero 21 Mirko, che ora proverà a segnare. Bravo Mirko! Super Mirko, va bene Mirko, va bene. Adesso Mirko deve rientrare nella sua postazione. Perfetto, ecco. Peccato che abbiamo avuto una buonissima opportunità con Alberto Fagotto, ma non è stata sfruttata fino in fondo. Ed ora Federico porta 2 punti per la propria squadra, si trova a vantaggio del Tolmezzo. Aurora che non va, Alberto di nuovo, opportunità per 3 punti che non vanno. Camilla canestro, Furio commette un fallo su Camilla con un tentativo di difesa molto energico. Ricordiamo che nel baschino non esiste l'infrazione di campo. E Federico un martello continua a martellare la rettina della squadra Energy. Già 4 punti tutti per lui in questo vantaggio che Alberto Forlin cerca di rintuzzare. Recupero di Furio, si invola Claudio. Rimbalzo di Luca e Camilla, tentativo non va. Yuri non va, palla che viene recuperata da Alberto Forlin. Ecco che arriva il contropiede. E Claudio
pareggio, no scusate, sì, dovrebbe essere pareggio secondo i miei calcoli. Punteggio, grazie, 4 pari. Attenzione, peccato, quasi, molto molto vicino, bravissimo, oh, eccolo, Furio ha scalpitato in panchina per durante la partita precedente, ma ora si sta rivelando una vera forza della natura e Camilla conclude un ottimo contropiede, portando ora il punteggio sul 7-6. Un applauso per Marco Rossini. Ricordiamo che, e vorrei un applauso forte per Marco Rossini e per la Giulia Rigoni, che hanno fatto gli anni ieri, compleanno di Marco e Giulia. Tanti auguri ragazzi, le nostre rocce incandescenti di questo sport. E intanto Claudio si invola libero a fare 2 punti, mentre Yuri prova, non va. Alberto vede subito Furio, oh peccato, bravo Furio lo stesso. E una bella schiacciata di Luca, ancora in forma Luca, ancora in forma olimpica. Tentativo di Alberto che non va da 3 punti, Yuri non va e arriva il buon Furio per innescare Marco Rossini. Dopo i suoi 2 palleggi effettuerà il tiro. Yeah. Bravo Marco, tanta forza. Troppa forza. Canestro di Alessandro che porta i suoi a 8 punti. Tentativo di tiro del numero 34 Giulio Bearzi, colui che ha fatto vincere prima la propria squadra. Alberto, canestro, 3 punti. Abbiamo visto un tentativo di intercetto, la palla rimane sempre in possesso della squadra bianca. Tentativo di Giulio non è andato a buon fine, ma adesso innesca di nuovo Marco Rossini. E sto giro Marco mette 2 punti. E canestro di Alberto che con questo
tiro ha messo tutti i tiri a sua disposizione, la palla è ancora in gioco, va per 2 punti facili di Claudio Stival, che porta la propria squadra in una situazione di vantaggio. 17-10, 40 secondi alla fine del quarto. Canestro di Federico, un cecchino implacabile dalla sua piastrella. Vediamo che c'è un cambio, esce Alberto, escono Aurora, entra col numero 5 numero 53, vediamo, sembra time out. La squadra è ora a 35 secondi dalla fine del quarto, si trovano in una situazione di 17-10 per Energy Portogruaro. Marco Rossini riprende la posizione di ruolo pivot come il suo avversario Federico. Federico piazza numero 26, Marco Rossini 22. Ricordiamo che abbiamo nel ruolo di 2 Alberto Gruarin, Alberto Nosella, Marco Rossini e Mirko Tabasco nel ruolo di 2. Nel ruolo 1 invece abbiamo Chris e Giulia Rigoni. Di nuovo il nostro mitico Furio Bornacin che innesca Marco Rossini, che però sto giro non ha fortuna. Ma con l'incitamento del pubblico troviamo sempre nuove energie. E buonissimo canestro di Camilla De Monte che riporta la sua squadra a 14, mentre abbiamo pochi secondi, ancora 5, 4, 3, 2, canestro! Elia! Molto bene questo ragazzo che si è avvicinato da pochissimo al basket e sta dimostrando tutta la sua forza con una serie di canestri. Elia Trevisan, numero 44 dell'Energy Basket. Vogliamo in questa... Oh, ecco Chris, grande Chris. Voglio ricordare un'altra amica del basket portogruaro, ma anche del basket in generale, del basket FVG in generale. Vorrei un applauso per ricordare Vicky, la Vicky, scomparsa da poco. La vogliamo ricordare così, sempre vicina a noi, in questo momento di grande gioia per il torneo. Vogliamo ricordarci di Vicky, la nostra cara amica. E riparte l'agonismo e c'è Yuri che però sbaglia un canestro da sotto. Poteva riportare la sua squadra a contatto. Vediamo che la Aurora riesce a entrare nell'area protetta e a mettere Chris nelle condizioni di effettuare il suo tiro. Vediamo che l'arbitro chiede al giocatore se vuole effettuare 1 o 2 tiri, prende la sua pallina. Vedete che i giocatori in base alla propria abilità possono anche utilizzare
palle di dimensioni differenti in base alla propria abilità. In questo caso Chris ha usato una palla un po' più piccola in modo che la può tenere tranquillamente con la mano. Purtroppo non è andato a segno, ma è stato sicuramente un'ottima prestazione, mentre da questa parte c'è di nuovo Federico. Scusate se questo ragazzo fa sempre canestro, scusate. Chiara viene intercettato la palla, l'arbitro dice con fallo della numero 44 Sara, ma ovviamente queste sono cose che si vedono solo dal campo. Aurora per un buon tiro, Giancarlo, la morsa di Sara che ha 2 tenaglie al posto delle mani e riesce a contendere questa palla. Ora faranno una contesa nella quale immaginiamo che l'altezza di Giancarlo possa averla meglio, così infatti è. Camilla si invola, non c'è canestro. Elia, passaggio per Aurora, intercettata da Alessandro che prova il tiro, non va. Fase concitatissime, rimessa per Energy che si trova ancora in vantaggio seppur di pochi punti. Aurora tenta di entrare nell'area, usa la tecnica e non solo, e rimette Chris nelle condizioni di portare ancora punti per la sua squadra. Attenzione Chris, due punti per Chris e si va sul 21-16. Chris, scusate, Furio, nonostante la differenza di altezza, contende un tiro. A Yuri, che è notevolmente più alto di lui. Ecco Furio che decide di provare un tiro, non va. Un tiro da 2 in questo caso. Mentre Tolmezzo rimette Federico nelle condizioni di fare un altro tiro e altro canestro di Federico che riporta la sua squadra a 3 punti. Elia non va, contrattacco di Tolmezzo. Vediamo se proverà a attaccare il canestro per 2 punti. Ci va, no, purtroppo non ha fortuna. Alessandro Aiello. Adesso vediamo se Furio decide di tirare di nuovo. Niente, canestro più basso per Furio non sembra una buona idea, ma Camilla va a fare 2 punti che portano a 20 la propria squadra e sono 5 minuti alla fine, un piccolo overtime dove le squadre si trovano ormai punto a punto. Una vera finale in questo caso. Chris avrà altra opportunità, attenzione, non va, non va il primo, non va il secondo. Bravo Chris, seconda opportunità, anzi terza opportunità di tiro per Chris che prima ha realizzato, e adesso
La palla passa alla squadra in maglia bianca, vediamo se c'è un cambio. Sì, entra Alberto Alberto Gruarin col numero 23, mentre Fede va per un altro tentativo che però non va. Fa più sensazione il fatto che abbia sbagliato, ormai un cecchino implacabile. Ecco, Yuri non riesce a prenderla, ma si possessa Furio, che si avvicina all'area per dare a Alberto Gruarin la sua opportunità. Alberto Gruarin al tiro, atleta dell'Energy, purtroppo non va. La palla viene riconquistata da Aurora e Furio riprova. Sara, 2 punti e Tolmezzo è in vantaggio. 3:40 alla fine. Elia, Chiara, non va. Chiara di nuovo. Bravissimo Alessandro De Grignis, che innesca ora Aiello. Alessandro, 2 punti, vantaggio significativo di 3 punti per la squadra di Tolmezzo. Ora ci proverà Aurora. C'è un cambio per la squadra del Portogruaro, che vuole cercare di portare a casa questo torneo organizzato proprio dalla società portogruarese per ricordare i nostri carissimi amici Billy e Luca. Ora ci troviamo a 3 minuti dalla fine con la squadra di Portogruaro sotto di 3 punti. Ecco che arriva un po' di confusione per Alberto. Palla fuori bianca. Squadra in campo per contendersi questo primo trofeo organizzato dal Baskin Energy Baskin Portogruaro. E va Alberto, Beppe Castello, niente, peccato. E da questa parte Sara, che potrebbe chiudere i conti ma non lo fa, e la partita rimane viva. Elia non va perché recupera Alessandro De Grignis su di lui. E quindi a questo punto, a 2 minuti dalla fine, ci troviamo con Sara che potrebbe mettere un sigillo, ma ancora nulla, ancora Faorlin non va. Tanti errori in questo momento della partita, ma si sa, la posta in palio è altissima e si riparte stanchi per la grande fatica. Elia mette il nostro esperto di motori, un'autentica scienza in fatto di motori, il nostro Alberto Gruarin. Purtroppo non va il canestro, ma ci sono ancora 1:24 da giocare e chiediamo il sostegno del pubblico per queste due squadre, perché qua stanno giocando un torneo, un sostegno caloroso. E Camilla mette 2 punti, imprendibile. E di nuovo anche un errore del Portogruaro consegna la rimessa alla squadra di Tolmezzo, che a 1 minuto dalla fine si trova in vantaggio di 5 punti, ma nulla è ancora deciso, nulla è deciso. Salva la palla
e Alberto prova ad andare per Beppe, 1 contro 1, non va. Invasione, quindi possibilità di portare la palla al compagno a 43 secondi dalla fine. Time out a 43 dalla fine, time out per la squadra portogruarese. Vediamo che i due coach di Portogruaro, Monica e Aurora, stanno confabulando insieme con Claudio per scegliere la tattica migliore. Si trova la squadra sotto di 5 punti a 43 dalla fine. Partita bellissima, sempre in equilibrio, nella quale la componente rosa del Tolmezzo ha messo un piccolo sigillo, un piccolo vantaggio, ma ripeto, 43 secondi e ancora tutto da decidere. Approfitto per ricordare che dopo il torneo ci sarà un momento conviviale presso la pizzeria Due Gru, dove le squadre potranno andare a mangiare una pizza insieme per un favoloso terzo tempo, ok? Tutti insieme. Ma rientriamo nel fattore agonistico. Tosoni porta la palla per Federico Piazza, il quale adesso avrà 10 secondi per effettuare il suo tiro e di fatto chiude questa contesa, perché porta avanti di 7 la propria squadra e solo un piccolo miracolo potrebbe portare in parità questo punteggio. Grandissimo passaggio. Furio non ci sta, Furio non ci sta, Furio non ci sta. E Alberto prova a fare un tentativo di consegna vediamo cosa decide l'arbitro. La palla è rimessa per la squadra in maglia scura. A 10 secondi dalla fine Alberto Gruarin ha un'altra opportunità. Grande Alberto Gruarin, 2 punti. Dieci secondi alla fine, ma vediamo che il cronometro corre. Il cronometro è fermo e si chiude la partita, il torneo, con la vittoria meritatissima grazie a un eccezionale Federico Piazza, per il quale chiedo un applauso a Federico in maniera particolare, perché ha veramente spaccato la partita con questa serie di canestri. Un applauso a tutte e 3 le squadre partecipanti. Un ringraziamento a voi, pubblico meraviglioso, che ha portato tanta energia in campo per questo gruppo di atleti che ha dato oggi un segnale importante, un segnale che il Baschin nel mondo sportivo occupa uno spazio importante, uno spazio che vogliamo che continui ad avere sempre. La ripartenza è importante e noi siamo ripartiti. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima occasione. Ringrazio ancora Rotary per l'apporto importante in questo momento e soprattutto per la presenza all'interno del nostro gruppo Baschin. Grazie agli arbitri, grazie Alessandro, grazie al gruppo refertisti di Pasiano, che voglio salutare e ringraziare, e l'urlo tutti insieme. Bravi, bravissimi. Baschin è la parola che ci accompagna in questo 2021 che sta per finire.
e che ci deve accompagnare per il 2022 che sta per arrivare. Grazie a tutti. Speriamo che sia largo.